Il sacrario di Cimagrappa è ancora chiuso al pubblico, un po' per l'emergenza coronavirus e un po' per varie situazioni legate a interventi e lavori che sarebbero da effettuare su varie parti della struttura monumentale. Nell'anno del centenario del Milite Ignoto questa situazione entra di diritto nella lista della spesa della politica veneta e nazionale. Il Sacrario Militare di Cimagrappa è un monumento nazionale, è il cuore dell'Italia e i cittadini, i nostri cittadini, sono sempre molto attenti a quello che accade lì. Credo che si debba tornare a dire con forza chi se ne occupa, cioè Onur Caduti, che pure è venuto in visita nelle settimane scorse per fare una ricognizione, che siamo fuori tempo massimo quasi, perché il centenario della Grande Guerra è abbondantemente passato e perché non si può dare un segno di abbandono così. Il sacrario e Cimagrappa sono molto amati dai veneti che da sempre ne fanno meta di visite. La memoria e gli altri sentimenti che può e deve suscitare il complesso monumentale vanno coltivati anche tramite il mantenimento di queste strutture. Ecco quindi la proposta dell'assessore regionale. Facciamo tornare gli alpini, facciamo tornare i fanti, riapriamo il nostro sacrario militare, perché solo così si può cercare di dare vita a un sentimento che è quello dell'amore di patria.